pizza, come mangiare pizza? Quanto sei buona! Carri Spoon, per che buona! Canto a squarciagola per la mia topolona. Pronto? Pronto? Come pronto? Non si sente niente, come? Vuoi fare la lampa che non capo a parlare, una vita buona a me. Dai che allora! Ma vabbè, Che succede? Non ci arrivo! vabbè, non sta a me. Sta affacciando una persona e per questo sta buono buono. E speriamo che avevo tutto imparato da solo. Non lo so, A così? Pronto? Pronto, come? Ora si sente buono, ora. Pronto, come? la maci. Porca miseria! E da faccio male pure di tuo cognato Carmelo! Ma che vuole che ci rimane prima mattina? Pronto? Non si sente più niente, poi è pronto! Ma come non ti senti più niente? Serve, non ti condomare, c'è che la tua cognato Carmela e non senti più niente! Ma accattate l'amplifon! Che tu Carri Spoon c'è per che vuole? Chissà, a me mi fa male lo sangue, che bolle mia! Che buono. Pronto? No, Carmelo, cioè come va? Non parlava per Dio! Chi a casa? Bella! La casa è bellissima! Sì, è grandissima, grande, un castello, non ti posso dire, un castello, sì, è nuovo, è bellissimo, ci sono pure una barra di mobile, ci sono, sì. Chi? Ah, lo vedi da fare una visita, una casa, No, che problema c'è? Sì, ho capito. Va bene, d'accordo. Va bene. Non ci sono problemi. Dai, sì, va bene, d'accordo. Se potessi scioccare a me mentre che scendi le scale per venire a prendere la mia casa. Porca miseria. Quello è mio cognato! Sei, tu pallone monciato, con te quattro perucchiette che ci vanno da presso. È un tempo fettoso. E chi voleva, papà? Che voleva? Ah, vuole venire a fare una visita. E siccome una normale visita non ci baciavano, vuole venire con tutta la sua famiglia a fare una visita a pranzo, no? A spallare giustamente le nostre spalle. Perché altro non può venire a fare sto cosa nutre. Ma chi c'è già solo da favore di me solo Nunzia che era mettere? Ragione, gioia mia. Hai ragione. Sto solo Nunzia è l'unica che si sa in da famiglia. O marito, che da quando per sbaglio ho deciso di diventare cavaliere, sino a che non hai stenti. Sto per dare nel ciuto che prima faceva un perro vecchio a raccoglieva. Per non parlare poi di tuoi nipoti. Porca miseria che stavamo su un antipatici figli. Cioè porca miseria, fino a ieri camminavano che pezzo in tuo culo. E ora si sentono i figli di Berlusconi, si sentono. Se venisse qualche volta, ne incomincerei a mettermi così. E faccio che nare cocoletto. E ci mette a caputare così. A farci diventare un culo rosso come una paparena, cioè per diventare chissà qua. E quando volessero viene? Oggi a pranzo. Chi? Buono, quando sentivo buono? Ce lo sentisse crocifissa? Sì! Ancora manco sappiamo come andava a crescere con lo scorso nell'assegnazione della casa. E già che ci sono sta, mi dai gente e fa pièce e piscine senza una casa. Gino però pure tu che combini. Ancora non sappiamo come andava a finire con l'assegnazione della casa e tutte famiglie le gente rincia. Eh sì, forse fu un poco precipitoso. Un po'. Che mi pare. Ma che poteva? Usa come tuo cognato, che tu se ne sta fottendo di venire qua a fare una visita. Schiddo vuole venire qua, per dire non ne venne mai scoppare, per ridere delle nostre sventure, delle nostre miserie. E io che c'avevo a dire? Che siamo con la gente mezzo vivo e mezzo morto, che siamo carinci a sta casa con un'altra famiglia. Mi dispiace gioia mia, ma io questa soddisfazione non ci voglio lavorare. Ma io capisco un so che vorrei tu, ma mica siamo solo e carincia. C'è pure la famiglia Tortorella. Sia chiaro e ben inteso. Io da Carinzo non mi muovo, ma manco se mi puntano la pistola in voce di me. Ecco.
Ma quali ci rivedo? I dito sono qua. Tu avevi tutti ragione di questo mondo, mio marito. Io non mi muovo di qua, che dopo l'esperienza della volta passata non mi sento di essere arrieri con scanturo un ciasso di più. Ma fosse solo per una pararura. Manco per 3 secondi, non se ne parla proprio completamente. Ma certo capitessa proprio. Ah, io per terza, cioè io per terza. E lei, dico io, ma come si ha persuadere di mi dare gentilezza come nata in questa situazione? Non spiegarsi lei, va? È Io un per terza. sinistro perché hanno me le ragiona. La situazione è chiara, giustamente i tettorella non vogliono essere la loro casa, però noi mica ci possiamo spiegare per la situazione a suo cognato dopo. Mi viene la pensata. Sentiamo. E se tu mucciassimo questo sgabuzzino per una pararura? Un'ora. Non mi pare un caso. Mezz'ora ne faremo più. Vai. Cioè signora me la marito io, ma suo marito proprio è cretino per davvero, ce fa? Perché pensi che io, la luce la come a cacciavagliare, se dovevo, un colpo telefono e che non tempo noi, ci va a pigliare la pensione all'accompagnamento. È ricca di essere. Eppure una soluzione ci sarebbe. Ah sì? E avanti, sentiamo. Sì, i quagliarella aspettano sti ospiti. E noi non volevamo uscire da casa. Ne mettiamo una scusa e restiamo a pranzo per un oggi. Brava mia suocera! L'hai detto sempre, sta femmina valore per quanto pesa. Oh, no! Giusto, bella pensata. Giusto che bella pensata, ma che stai dicendo? Cioè io invitare i miei ospiti con chi sto qua a pranzo? Ma che figura mi va a fare sto tortorella? Ora così, niente, mio caro signor Piccione, va bene? A me mi pare la soluzione migliore. Non sa sua moglie. Senti, va bene, lasciamo stare il fatto che ci sono chi sta qua a pranzo. Ma che cosa ci diciamo a questi che sono chi si tortorella per noi, che sono qua a pranzo? Veramente noi c'è una soluzione ce l'avessimo. Avanti vai, sentiamo. Siamo pure E voglio sperimentare che sono scienziati. Potreste dire che siete consuoceri. Che? Cioè io compare di tortorella? Sì. Avanti picciato, scherzate che cose serie, guardate che io ho una reputazione da difendere. La va a difendere le bucce del zecche che non sanno arroffagando bene. A reputazione. Ottima pensata. Bravi ragazzi. Bravi. Bravo, Avanti, scherzate o di davvero, picciotte? Chi sta la situazione che creaste? Amore mio, prendere o lasciare? Prendere o lasciare? Che devo fare? Lo prendo! Oh, forza! Forza avanti, quanto va faccio un'antica spesa? Crocifissa certina mi accompagnate? Magari ci vuoi recuperare? Andiamo a pranzare. E voi che facete? Ah, guarda a casa.